Chiara Sarain, anni 20 e ruolo difensore centrale. Da piccolina vedevo i miei amici dell'asilo giocare, all'età di 5 anni ho pensato di andare a giocare nella squadra parrocchiale e diciamo che da lì non ho mai smesso, quindi sono quasi 15 anni che gioco ininterrottamente. Quando giocavo con i maschietti, appunto, c'era una sorta di discriminazione nei confronti delle ragazze che giocavano, perché diciamo che era una novità, insomma, per un maschio cedere il posto in squadra a una ragazza non è mai bello. Beh, essendo difensore centrale sicuramente un mio idolo è Fabio Cannavaro, e di giocatori attuali invece, essendo juventina, posso dire che Andrea Barzagli mi piace molto. E il mio forte sono punizioni e rigori, quindi tiri da fermo. Essendo mancina diciamo che ho una buona potenza, quindi col passare degli anni i mister hanno pensato di darmi questo ruolo importante. Amo il fatto che comunque è uno sport di squadra e quindi c'è una grande intesa con le compagne, insomma si sviluppa un bel gruppo anche al di fuori del campo. Odio a volte i comportamenti irrispettosi da parte di ragazze di altre squadre, o comunque gli scontri che avvengono per motivi futili. La compagna più casinista è il bomber che abbiamo tra l'altro qui di fianco, che insomma quando c'è da far festa ci dà dentro, che è Claudia Ferrato. La compagna più seria è Alessia Mazzucato, una vera, diciamo, polemica che deve sempre aver ragione, però dai, quando c'è da divertirsi si diverte anche lei. La compagna più forte secondo me è Marta Michelon, centrocampista centrale. Un segreto: quando siamo al di fuori dal campo, essendo un bel gruppo, devo dire che facciamo abbastanza casino e festa, però poi in partita diciamo che l'atteggiamento è completamente diverso. Sì, prima di giocare mi faccio 2 polsini totalmente inutili che però secondo me portano fortuna. Diciamo che è stato una scaramanzia che è nata nel tempo, già dalla primavera ho iniziato a fare questa cosa e non ho più smesso. Le mie compagne mi prendono spesso in giro, ma insomma è una cosa che continuo a fare. Studio giurisprudenza, sono al 2º anno all'Università di Padova. Dormo sempre, quando non sono ad allenamento, non sto studiando, passo la mia vita a dormire. I miei genitori, che seppur all'inizio fossero contrari, poi alla fine mi hanno sempre sostenuto e mi accompagnano ogni partita. Quanti punti non si dice, sono scaramantica anche in questo, però sicuramente puntiamo a replicare quanto di buono ho fatto l'anno scorso e magari dico arrivare nelle prime 5.